Alberto Antonini di Ferrari, è responsabile ufficio stampa. Alberto, noi siamo partiti molto presto questa mattina e abbiamo lavorato, però tu che ti occupi dell'ufficio stampa Ferrari non sei da meno. Come è stata la tua giornata? È stata lunga, direi più o meno quando ci siamo messi noi dall'hotel, con la consapevolezza di avere davanti una giornata per qualcuno della squadra sicuramente più impegnativa che per me, ma quando fai comunicazione e ti rendi conto che per tutta la mattina dovrai, non dico respingere, ma accogliere, siamo positivi, non dico gli attacchi ma gli avanzi di quelli che ti dicono ma come mai non girate, è difficile certe volte giustificare certe cose, è difficile, ma in questa fase invernale è normale che si facciano certi esperimenti e verifiche. Noi avevamo davanti una mattina di verifiche, sapevamo che sarebbe stata lunga, nella fattispecie quello che abbiamo dovuto fare chiedeva a priori 4 ore e nelle turnazioni che hai in questi periodi non è che puoi dire me le assorbo queste ore in più per fare dei controlli sul sistema benzina, li assorbo nella turnazione notturna perché comunque è altre cose da fare. Quindi io lo dico sinceramente, senza piaggeria e senza retorica, io sono sempre più impressionato dal lavoro che fanno i ragazzi del box, perché oltre ad essere veramente tanto capaci sono veramente disposti anche a chiamiamolo sacrificio, non estremo ma comunque sì, certo. Mi passo la notte su una macchina perché poi comunque ci sono altre cose da fare. Ora tu pensa quanto può essere complessa una vettura di Formula 1, voi non la vedete sotto la carrozzeria, è vero, noi sì, quelli come me che hanno già raggiunto dei traguardi importanti dal punto di vista anagrafico, professionale, voglio dire, cioè certo, dovreste dire no, non sembra. No, è vero, professionale. Quelli che sono in giro da un quarto di secolo, che ho visto che magari continuano a vedere il Museo Ferrari con il posto di 90, addirittura che prima c'erano un volante con 2 pulsanti, un cavo che passava e basta. Tu vedi questi mostri di complessità che sono al posto di adesso, il nostro ibride. Pensi, ma chi è il poveretto che deve cambiare tutte o che deve montarle? Con i chilometri di cavi che ci sono. E nella fattispecie, se fate conto, qualcosa come 5 o 6 giri di pista a Barcellona, tutti questi cavi montati sulla macchina, cioè sono tanti veri. Non è che il sistema benzina sia molto meno complesso, quindi sono controlli che richiedono un sacco di tempo e ti portano via un sacco di tempo di quello che si chiama in inglese track time, cioè per fare sviluppi, però sono necessari a volte. Quindi tutto regolare, insomma, era tutto previsto. Tutto regolare, tutto previsto su una macchina nuova, comunque fare certe operazioni richiede spannometricamente il 40% in più del tempo che richiederà fine stagione, perché quando la persona conosce la macchina chiaramente è molto più veloce, così. Non solo la cosa che puoi fare in un Gran Premio, addirittura si è cambiato il motore 2 volte, mi sembra, era che l'anno scorso. Che poi vogliamo parlare del vento che c'era. Sì, se la puoi fare in una certa maniera, in gara lo fai perché ti prendi più rischi, in testi invernali devi essere... No, ma poi anche perché sei tutelato da una condizione meteo, per fortuna, che era favorevole, cioè questi test sono stati in assoluto benedetti. Primaverili, per assurdo, avevi temperature di asfalto, non lo so, però temperature dell'aria è oltre i 15 gradi. Sì, siamo andati a 30 anche di asfalto, cioè non erano condizioni tra virgolette ideali, ma poi non nascondiamoci dietro al dito, se porti una macchina, un progetto, tanto lo sanno tutti, abbiamo fatto un mistero che è innovativo, nel senso che comunque ci sono già
l'ideale bilanciamento fra conosciuto e sconosciuto, siamo andati verso lo sconosciuto, perché no, un gap da recuperare, un livello da recuperare, quindi siamo mossi in quel senso lì. È chiaro che ti devi aspettare poi anche dei periodi di verifica, di controllo. Certo. Quello sì. C'è da dire che Kimi non è sembrato particolarmente soddisfatto. Kimi non sembra soddisfatto, Ma è vedi, Kimi è difficile perché tu lo vedi fuori e lo vedi così con questa faccia, e sinceramente a volte la persona porta anche dentro, poi magari un minuto dopo sta ridendo o fa battute o così, è una personalità tutta sua. Io gli ho chiesto a fine giornata come sei andato, a parte la mattina ovviamente comunque sarebbe stata abbastanza cosa, però ci fa piacere che, questo non è facile magari da vedere dall'esterno, ci fa piacere vedere che non solo siamo stati, oso dire, sufficientemente veloci, ma che se si fa la scrematura, come dicono gli ingegneri, con i parametri di pista soprattutto e le condizioni diverse che noi conosciamo, fra il suo test con le medie e quello di Sebastian, il secondo di livello che a 24 no, a 25 no, che vediamo in realtà è molto molto bene, cioè in realtà siamo su un piano di parità. Sono vicini. Dirà stai brogliando, non sto brogliando perché poi la pista c'hanno... Parigi e Piletto nessuno fa i tempi come sono tempi su.